L'ex sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, in una sua nota stampa afferma come sia stato leso il diritto dei bambini disabili gravi, leso il diritto di bambini allo studio e alla socializzazione, leso il diritto delle loro famiglie a un aiuto concreto. Per Firetto il servizio di assistenza alla comunicazione e il servizio di assistenza igienico-sanitaria saranno sospesi dal 13 novembre. Ai genitori viene proposto di ingaggiare un assistente, pagandolo di tasca propria. Tutto questo è sconcertante, afferma l'ex sindaco. I diritti dei bambini disabili vengono calpestati solo per incapacità amministrativa. Gli studenti con disabilità riconosciuta per poter andare a scuola hanno bisogno dell'assistente igienico-sanitario e dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione. La prima figura prevista per legge ha il compito di assistere gli alunni in una situazione di handicap negli spostamenti e nell'assistenza e nella cura per l'igiene personale durante la frequenza delle lezioni scolastiche. La figura dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione, continua Firetto, è un operatore socio-educativo assegnato all'alunno in condizioni di gravità e ha il compito di mediare e rendere agevole la comunicazione, l'apprendimento, l'integrazione, la relazione con la classe. L'inclusione sociale cosa vuol dire? Forse non ha un valore? I genitori saranno i responsabili di evasione scolastica, visto che senza le due figure i loro bambini non potranno andare a scuola. È quello che dice l'ex sindaco Calogero Firetto.